ci troviamo per la prima volta nella condizione di non riuscire più a fare economie, a non riuscire più a tagliare all'interno degli assessorati, e quindi abbiamo dovuto in questo bilancio ricorrere alla leva dell'IRAP. Quella del 2025 probabilmente passerà agli archivi del Consiglio regionale come la manovra dell'IRAP. L'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive ha diviso le opinioni e generato più di un malumore anche tra le associazioni di categoria. Abbiamo chiesto un piccolo sforzo per il 2025, consapevoli che è un momento difficile. Ricordavo che la regione del Veneto è la regione con la più bassa tassazione pro capite in Italia. Con la manovra sull'IRAP si va proprio a raschiare il fondo del barile per cercare di non trovare diciamo così, dei buchi nel bilancio regionale. La spaccatura però questa volta è stata anche dentro la maggioranza, con lo strappo di Forza Italia che non ha votato la manovra. Fino alla votazione di questi giorni non c'è mai stata la volontà di un confronto, di una condivisione, addirittura c'è stata una negazione di poter fare emendamenti propositivi sul trovare una soluzione. Lega e Fratelli d'Italia non ci stanno a fare la parte di chi tassa le imprese. Sarà impegno nostro, primo, ritornare a alleggerire la pressione fiscale delle nostre imprese quanto prima. La Regione ha in dotazione oltre $500 miliardi di euro di risorse da dedicare alle imprese di fondi comunitari. E noi faremo tutta una serie di bandi che saranno concordati con il territorio. Vista dall'opposizione, la lettura della manovra è tutt'altra. Non risponde alle emergenze dei veneti, fatta della solita schiera di personalismi e di piccoli favori agli amici degli amici, e che lascia indietro quote e fasce sempre più rilevanti dei cittadini della nostra regione. Si va a tagliare su quelli che sono i servizi per i cittadini e a non rispettare le promesse che si erano fatte. È la penultima legge di bilancio con Zaia presidente, prima che si apra un nuovo dibattito nel centrodestra. Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione, ha il dovere di mettere sul piatto un proprio candidato, perché la classe dirigente di un partito che è oltre il 30% non può esimersi da questo, e quindi Fratelli d'Italia presenterà un proprio candidato.